Attirare l'attenzione sulle proprie origini, quando si è ebrei, è il modo migliore per provocare l'animosità degli altri. Legge mai i giornali di sinistra, barone? Mai, Sasha, è al di sopra delle mie forze. Sono troppo mal scritti. I presidenti del Consiglio e la maggior parte dei ministri, uno dopo l'altro, sono dei furfanti, dei grassatori, dei teppisti di passaggio, ai quali bisognerebbe ficcare una cartuccia di esplosivo nel sedere. Trovo ben scritta questa roba. Ma questa è polemica, Sasha, e per convenzione il linguaggio polemico è eccessivo. Ma lei che è un uomo di gusto, come fa a frequentare tutti quei parlamentari radical socialisti? Io non frequento i radical socialisti, barone. Io frequento il potere. È colpa mia se i partiti di sinistra hanno vinto le ultime elezioni. Le prometto che se i suoi amici di destra vinceranno le prossime, verranno loro ai miei ricevimenti a caviale e champagne. Non aspetti le elezioni, Sasha. Posso presentarla ai miei amici quando vuole. Non ha niente da perdere. Se non hanno il potere, hanno la potenza. Gli assegni sono pronti? Sì. Il primo lo incasserai tu. 50.000 alla fondiaria, 25.000 in una busta per Vericourt. Dì alla Loa di portarli, eh? Il resto me lo porti a teatro. 200.000. Lo incassi al Banco Immobiliare. Porti i soldi al Credito di Lione, alla sede di Piazza del Teatro Français. Lì mi fai versare 45.000 franchi a Biarritz e ritiri 100.000 per l'ufficio e mettili in cassaforte.